I colori e la grafica ricordano quelli della piantina della metropolitana di Londra. Bus Italia Veneto presenta la nuova versione delle mappe del trasporto pubblico locale, un progetto che punta a semplificare la vita dell'utente che ora, grazie ai colori, individua facilmente i percorsi e le connessioni tra le varie linee che attraversano la città e i comuni della periferia. Abbiamo fatto una mappa basata su dei colori che non individuano le linee ma individuano le direttrici, per cui se due linee vanno sulla stessa direttrice sono identificate con lo stesso colore, sperando appunto di chiarire il messaggio nei confronti di persone che si devono muovere da un quartiere a un altro quartiere e quindi sanno che lo possono fare con le linee individuate con quel colore. Dopodiché sul retro ci sono altre informazioni come ad esempio le fermate express o dei focus sulla stazione di Padova. In evidenza le fermate express e i nodi di scambio in modo da agevolare i padovani ma anche chi arriva da fuori città. La nuova grafica delle mappe si è ispirata a quelle delle metropolitane delle grandi città europee, ma gli utenti possono anche proporre cambiamenti e migliorie. Invitiamo insomma i cittadini a consultarla e poi dopo farci sapere la loro opinione anche tramite il nostro sito internet di Bus Italia Veneto, dove abbiamo messo un form dove ci possono essere mandate delle comunicazioni e dei suggerimenti. La mappa è uno strumento indispensabile per potenziare e migliorare il trasporto pubblico di una città come Padova, che negli ultimi anni ha avuto un picco di presenze turistiche, che nel 2020 sarà capitale europea del volontariato e candidata UNESCO con l'URBS Picta.